quello delle feste è il periodo ideale per rinsaldare i vincoli di amicizia, i vincoli di parentela e per stare anche un po' di più insieme ai nostri amici a quattro zampe. Abbiamo più tempo da dedicare a loro e allora cerchiamo di vivere queste feste insieme ai nostri cani, ai nostri gatti, furetti, conigli, anche gli uccellini, insomma tutti gli animali che abbiamo nelle nostre case in serenità. Già, perché spesso questo momento di festa potrebbe trasformarsi in urgenza. Purtroppo ci sono delle situazioni non poco piacevoli che possono mettere a rischio la salute e a volte anche la vita dei nostri amici a quattro zampe. Allora noi siamo in questo momento, anzi vi faccio vedere la piccola Mia che sta facendo una ecografia, tra poco darà alla luce i suoi cuccioli. Intanto chiediamo se va tutto bene. Sì, per il momento va tutto bene, i cuccioli sono vitali e sembrano posizionati pure correttamente. Siamo in una clinica veterinaria, siamo qui a Cosenza in clinica veterinaria e sto per raggiungere il dottor Luca Tiano che gentilmente ci ha ospitato oggi, insomma per parlare dei rischi, no, che si possono celare in questo periodo magico dell'anno per i nostri amici. Assolutamente, assolutamente. Benvenuti in Casa Vet Life, è un piacere avervi ospitato. Beh sì, il Natale è ricco di cose buone, è ricco di tradizioni, ma nasconde anche dei pericoli per i nostri amici a quattro zampe. Iniziamo dalle tavole, ecco, perché ecco, noi abbiamo... soprattutto, ecco, in Calabria abbiamo una tradizione, insomma, dei preparativi anche dal punto di vista gastronomico, che però possono essere una minaccia non solo per gli amici a quattro zampe, ma anche per noi. Certo. Insomma, quindi non esageriamo, insomma, con degli alimenti, soprattutto con i dolci. Per i nostri amici a quattro zampe va detta una cosa importante, loro non hanno lo stesso metabolismo che abbiamo noi. Quindi molti cibi che per noi magari possono far bene, per loro possono rilevarsi addirittura una minaccia importante, creare problematiche gastrointestinali, perché alimenti tossici per la specie animale, quindi per il cane, per il gatto, ma anche per altri animali che ormai sono, diciamo, fanno parte della nostra famiglia, quale per esempio i coniglietti, i furetti, che sono sempre presenti nelle nostre famiglie. Per cui evitare assolutissimamente di essere troppo buoni anche in prossimità del Natale, non dare assolutissimamente da mangiare alimenti soprattutto a base di cioccolata, perché il cioccolato fa male anche per noi, ma per il cane, proprio perché ha un metabolismo differente, è ricco di una molecola che si chiama teobromina, che non viene metabolizzata bene all'animale, si va a accumulare a livello epatico e può creare gravi problematiche come ad esempio delle gastriti, diciamo diarrea. I sintomi poi clinici sono diarrea, vomito, che poi preoccupano i proprietari e che quindi poi corrono qui da noi in pronto soccorso. Ecco, questo è un sintomo importante di malessere, ma non c'è solo cioccolato, no? Sulle nostre tavole, ad esempio la frutta secca, c'è un dibattito aperto, no? Sì, sì. Sulla frutta secca si può dare o non si può dare? Assolutamente no, la frutta secca fa malissimo, quindi non dare assolutamente frutta secca. Se vogliamo dare qualcosa al nostro animale, un pezzettino di mela, quello va bene, ma assolutamente da vietare proprio la frutta secca, perché nel cane e nel gatto fa veramente male. Ma anche altre diciamo, alimenti a base di zucchero, che fanno il panettone da evitare, assolutamente non, soprattutto per il 31 dicembre, il brindisi con alcolici, perché loro non riescono veramente a metabolizzare gli alcolici e fanno veramente male. Poi è ovvio che tutto questo dipende anche dalle dimensioni dell'animale, quindi per un cane di 50 kg mangiare un pezzettino di cioccolata fa male, ma non tanto quando un cagnetto di 2 kg, di 1,5 kg, che a volte sono quelli che sono più presenti nelle nostre famiglie, quindi anche questo discorso del peso va a influire. Da una semplice enterite, da un semplice problema intestinale, fino ad arrivare a problemi molto più seri, quindi evitiamo assolutamente di dare cibi che non sono indicati. Assolutamente, poi come dicevamo prima potremmo vivere insomma una emergenza veterinaria, insomma non è bellissimo. Io tra l'altro consiglio sempre, quando si affrontano queste feste insieme ai nostri amici, di passare più tempo insieme a loro, e se dobbiamo spostarci io consiglio sempre di annotare il numero del veterinario più vicino, perché purtroppo lo sa bene chi ha cani, gatti, altri animali in casa,
l'emergenza è sempre dietro l'angolo. Le noci di macadamia assolutamente sono quelle più tossiche. Sì, vero? assolutamente da evitare, ma non solo dal punto di vista alimentare. Noi abbiamo anche la tradizione di avere nelle nostre famiglie la cosiddetta stella di Natale. Quella è una pianta che è tossica, si cerne delle sostanze tossiche per l'animale, per cui se ce l'avete in casa mettetelo in un posto dove l'animale non può raggiungerla, specialmente dove ci sono i cuccioli, perché i cuccioli tendono a giocare con qualsiasi cosa e a volte queste sostanze per un cucciolo e quindi un cagnetto di piccole dimensioni possono essere anche fatali, quindi certo. Attenzione. Ecco, poi uva e uva passa, perché lo troviamo anche nel nostro panettone, Sì. Anche nei dolci tipici della Certo, nostra tradizione. Allora magari uno dice vabbè, voglio dividere tutto con il mio cane e con il mio gatto, invece là stiamo facendo davvero un danno. Tutto quello, allora, dare degli alimenti casalinghi non è sbagliato, impostare una dieta casalinga non è sbagliata. È ovvio che ciò non significa che tutto quello che possiamo mangiare noi possono mangiarlo loro, assolutissimamente no. Se avete intenzione di dare una dieta casalinga al vostro animale, fatevela sviluppare, fatela preparare a un nutrizionista che si occupa anche di nutrizione animale o addirittura dal medico veterinario, che sono le uniche figure che possono diciamo, suggerirvi quali sono gli alimenti a cui l'animale può mangiare e che non sono assolutamente dannosi. Ecco, tra poco tra l'altro Mia darà alla luce, intanto prosegue il controllo perché ci siamo davvero quasi, Sì, penso che mancherà una settimana al termine, quindi programmiamo il cesareo perché diciamo, il parto in questa tipologia di soggetto può essere molto difficoltoso. Perché? Sia per diciamo, la conformazione delle ossa del bacino, che può essere un po' più stretto del normale, sia per problemi comunque respiratori. Sono dei cani brachicefali con appunto le cavità nasali più strette, quindi cerchiamo di evitare il tutto e di stare il più sereni e sicuri possibile. Quindi insomma meglio andare dall'esperto, dal veterinario quando si hanno questi cani. Prevenire è meglio che curare. Come sempre, ecco. E tra poco dicevamo darà alla luce questi cuccioli, stavamo parlando di alimentazione, quindi il fai da te, e soprattutto nei cani in crescita, in accrescimento, è sempre sbagliato. Sì, no? Così magari evitiamo di dare alimenti che fanno male oppure non fornire delle sostanze che possono essere invece indispensabili e nutritive. Ad esempio il latte, no? Quando uno vede un cucciolo dice do il latte. È sbagliato dare il latte, molto meglio il latte della mamma. Se purtroppo non c'è questa possibilità, oggi sono in vendita presso delle farmacie veterinarie dei prodotti di latte in polvere che possono essere preparate sempre sotto consiglio ovviamente del medico veterinario. Ecco, magari in questo periodo si possono trovare anche dei cuccioletti, perché ahimè il periodo delle feste è anche il periodo, sì, stiamo insieme ai nostri amici a quattro zampe, ma c'è anche chi purtroppo non fa un'adozione consapevole e quindi il cane e il gatto diventa un peso proprio durante questo periodo estivo, e quindi non è raro trovare anche dei cuccioletti abbandonati per strada. Anzi, approfittiamolo per lanciare un appello, che il cagnetto regalato a Natale non è un semplice giocattolo che quando qualcuno si secca può lasciare o può mettere da parte in un angolo di strada. Quindi siamo consapevoli che se vogliamo adottare un cagnetto è un essere vivente, ha necessità di attenzioni, di cure, per cui questo è un appello. Anche se volete regalare un cucciolo al vostro figlio, sappiate che diventa un impegno per voi, specialmente se vostro figlio è un bambino, altrimenti optate per un peluche che sicuramente che richiederà meno attenzione. Sì, sicuramente poi quando uno deve partire il peluche lo può lasciare a casa, esatto. Il cane assolutamente no, quindi bisogna trovare un amico, un parente, una pensione che possa prendersene cura oppure portarlo con sé, quindi trovare anche le strutture che accettano poi i cani, anche se in questi anni le cose sono cambiate, però quando si viaggia insieme ad un pet diventa un po' più complicato, quindi io dico sempre, consiglio sempre di non regalare cani, di non regalare gatti, eventualmente fare un percorso prima, ecco, così si arriva ad una adozione responsabile e si evitano poi questi spiacevoli episodi, esatto. Poi possono diventare pericolosi anche per chi si mette alla guida, perché i cani vaganti insomma possono rappresentare un pericolo. Molti cani purtroppo arrivano anche qui in clinica perché hanno subito dei traumi, perché ci sono dei cani che vengono
purtroppo investiti, è vero, quindi si possono avere dei seri problemi. E poi il cane può scappare anche per i botti. Beh, questo è il periodo dell'anno in cui ci piace, no? Ad alcuni, a me non piace personalmente, festeggiare con i botti per salutare il nuovo anno, per salutare l'arrivo del Santo Natale, però questo per i nostri cani diventa un incubo. Assolutamente sì, e anche quella fa parte della nostra tradizione, soprattutto per festeggiare il nuovo anno, quindi l'anno che arriva. Sì, sono una minaccia per i nostri amici a quattro zampe, loro non riescono a percepire qualcosa di bello nell'esplosione di questi botti, sono una minaccia per loro perché gli mettono ansia, gli mettono paura, soprattutto in alcuni soggetti che sono, diciamo, più ansiosi, quindi più predisposti ad essere ansiosi. Noi ci sono capitati qui in clinica molti casi di incidenti dovuti proprio all'esplosione di questi botti. L'animale si mette paura, si mette ansia, è una sorta di terza guerra mondiale, per cui loro tendono a scappare, a volte non sono, diciamo, molto coscienti, quindi rischiano di finire sotto una macchina oppure di saltare. Sono capitati cani che sono saltati dal secondo piano al terzo piano, per cui è veramente molto molto pericoloso per loro. Alcuni cani anziani addirittura dalla paura sono deceduti, quindi questo è qualcosa di molto importante, per cui diciamo cosa fare durante questi momenti. La prima cosa da fare è non lasciare il cane sicuramente libero in giardino o non lasciarlo da solo in casa. La cosa ideale da fare è di tenere l'animale in casa con il proprietario vicino che gli trasmette sicurezza e non ansia, perché a volte anche i proprietari vanno in ansia, e accendere un televisore, uno stereo, cercare di coprire un pochino i rumori esterni causati dai botti, chiudere le imposte, le finestre per evitare queste luci che possono dare fastidio. In soggetti che magari già di suo hanno delle predisposizioni ad essere più, diciamo, ansiosi, si possono, sempre sotto prescrizione del medico veterinario, fornire degli integratori che servono a rilassare, a tranquillizzare l'animale, o addirittura degli ansiolitici. Sconsiglio assolutissimamente dei sedativi, a parte che quelli devono essere comunque somministrati dal medico veterinario, ma il sedativo diminuisce la concentrazione del cane, ma non lo tranquillizzano, e quindi potrebbero peggiorare ancora di più la situazione. E anche come nel caso dei cani che stanno per perdere alla luce dei cuccioli, no? Come la nostra Mia, i botti possono essere davvero deleteri. Certo, assolutamente no, anche per il discorso della gravidanza, per cui in questi casi è ancora più forte il discorso di tenerli chiusi con il proprietario vicino, cercare di insonorizzare un po' l'ambiente anche coprendo, diciamo, questi rumori con una bella musica magari rilassante, che quella fa bene anche per noi. Certo, perché anche i cani si rilassano con determinate musiche, è stato scientificamente provato. Anche un altro piccolo consiglio potrebbe essere, prima dello scoccare della mezzanotte, cominciare a giocare normalmente con il proprio cane e continuare come se nulla fosse, perché se magari noi andiamo anche un po' in ansia oppure accarezziamo il cane che mostra segni di nervosismo, lo percepiscono, ovviamente, certo, quindi cercare di evitare di fargli capire che sta succedendo qualcosa, anche se loro sono, diciamo, sotto questo punto di vista riescono a percepirlo meglio, però quello che dobbiamo fare è cercare di mettergli sicurezza e non di amplificare quell'ansia che loro già, insomma, hanno dovuta ai botti. Ovviamente. Sicuramente non andiamo sul balcone a goderci lo spettacolo assolutamente, con i cani, assolutamente. Può essere pericoloso per i nostri amici, ma anche, certo, anche per noi. Altra insidia può essere l'albero di Natale oppure il presepe che abbiamo in casa, perché ci sono le palline, ci sono tanti giochi che i cani potrebbero percepire. Sì, ma a volte specialmente i gatti si arrampicano sull'albero, quindi rischiano di far cadere l'albero, quindi rischiano degli schiacciamenti che possono essere pericolosi, anche il cane, non solo il gatto, oltre che poi agli addobbi dell'albero stesso, quindi magari delle palline. Adesso ci sono delle palline, io vedevo nei negozi in giro, addirittura di vetro, ancora più pericoloso perché possono rompere queste palline, questi frammenti di vetro possono creare lesioni al tavorale, o addirittura se ingeriti possono, insomma, creare anche delle perforazioni intestinali. Quindi attenzione, se avete un cane in casa, evitate di farlo andare nel salone magari dove avete allestito l'albero, oppure cercate di costruire dei recinti che oggi sono in commercio per evitare, insomma, che l'animale si avvicini o che possa quindi creare una problematica.
anche le lucine di Natale che sono belle da vedere sull'albero, ecco, se strappate con i denti lì passa dell'energia elettrica e possono creare dei gravi danni seri, quindi evitiamo queste cose qua. E poi i cani, io parlo in particolare dei cani, riescono ad ingerire davvero di tutto, sembra quasi assurdo, ci sono dei cani che sono affetti da pica, non tutti i nostri telespettatori conoscono, ahimè, questo problema, ma può diventare davvero difficile gestire un cane affetto proprio da pica, cioè tendono ad ingerire davvero di tutto, anche delle cose di notevoli dimensioni. Io credo che in una clinica veterinaria abbiate trovato nello stomaco. Assolutamente tanti, picacismo, che non è altro che un comportamento del disturbo del cane, quindi l'animale tende a ingerire, come diceva lei, qualsiasi cosa, e questo è pericoloso perché alcuni alimenti, alcune sostanze, alcuni corpi estranei riescono a passare e quindi vengono poi eliminati attraverso le feci, o alcuni vengono vomitati, altre invece si incastrano, diventano diciamo delle vere e proprie palle all'interno del tratto intestinale, e lì poi bisogna intervenire chirurgicamente, l'animale è in serio pericolo. Ce ne sono capitati tanti dove siamo dovuti intervenire purtroppo chirurgicamente, altre casi invece siamo stati fortunati e l'animale è riuscito a eliminarlo. Quindi cosa fare se si tratta di un problema del genere? Affidarsi a un medico veterinario che si occupa di comportamento animale, che saprà dare sicuramente i giusti consigli ai proprietari e cercare di gestire al meglio questa problematica qui. E quindi evitare anche di essere distratti, no, in casa, lasciare... Quello deve essere la base, cercare, proprio perché se conosciamo il problema del nostro cane, evitare assolutissimamente di lasciare qualsiasi cosa in casa. A volte si lasciano anche dei calzini, quelli sono quelli più gettonati. I calzini, devo dire, che sono quelli che sono capitati di più qui in pronto soccorso da noi. Purtroppo ne so, ahimè, qualcosa con il mio cane, però anche quando regaliamo un giocattolo, no? Perché molti in questo periodo dell'anno vogliono regalare, fare il regalo, far trovare sotto l'albero anche il dono per il proprio amico a quattro zampe. Stiamo attenti anche alle dimensioni, ad esempio le palline da tennis per alcuni cani possono andare bene, per altri insomma potrebbero... Da evitare. Se è giusto fare il regalo in quell'ora a Natale, ci mancherebbe altro, perché ormai il cane e il gatto che vivono in casa fanno parte delle nostre famiglie. Però regaliamo il giochino giusto anche in base alle dimensioni dell'animale. Oggi ci sono in commercio nei negozi animali dei giochini che sono nati ideati per gli animali, quindi non vanno bene quelli per i bambini, ci sono quelli specifici per cane, proprio perché evitano di rompersi e quindi di ingerire poi pezzi di questo giochino qui, e comprare il gioco giusto in base anche alle dimensioni dell'animale. Quindi fatevi consigliare dal negoziante che insomma vende questi prodotti il giochino giusto da regalare al nostro amico a quattro zampe. Siamo quasi in chiusura, dottore, però un'ultima cosa: quando fa freddo noi vediamo molti cani, a parte che non esistono i cani da borsetta, i cani anche se sono piccoli devono camminare, io lo dico sempre, non sono nati per stare in una borsetta, però ci sono alcuni cani che vengono vestiti col cappottino, col maglioncino, eccetera eccetera. È sempre necessario? È sbagliato? Come bisogna comportarsi? Diciamo che i cani che vivono in giardino e che quindi hanno completato una muta non hanno problematiche di freddo. Il problema non è più che altro il freddo quando gli sbalzi di temperatura, sono quelli che possono creare insomma poi bronchito, problemi del tratto respiratorio ai nostri amici a quattro zampe. Io vi do un consiglio utile soprattutto per i cani che vivono in casa. Per quelli che stanno fuori, una cuccia al coperto, magari coibendata, evitare insomma di posizionarla in posti dove c'è una ventilazione esagerata, per quelli che vivono fuori. Per quelli che vivono dentro, che quindi sono abituati a vivere attaccati al termosifone o vicino al caminetto alle fonti di calore, prima di essere portati fuori cerchiamo di allontanarli direttamente dalla fonte di calore in maniera tale da termoregolarizzare la loro temperatura, perché se no portarlo da una temperatura esagerata in casa all'esterno, quello sbalzo di temperatura potrebbe creare delle problematiche. Quindi allontaniamolo dalla fonte di calore 10-15 minuti prima di portarlo fuori. Se vogliamo mettere un impermeabile o un cappottino, soprattutto per i soggetti anziani che quindi soffrono magari di artrosi, dove questi sbalzi di temperatura potrebbero creare poi delle problematiche, va bene, si può assolutamente mettere il cappottino. Bene, grazie davvero al dottor Chiano, grazie davvero ai nostri splendidi veterinari, grazie alla nostra Mia che tra poco darà alla luce questi bellissimi cuccioli. Allora, piccoli consigli che è facile, degli accorgimenti facili da adottare per vivere davvero delle buone feste. Auguri a tutti voi.